maccheroni al sugo di maiale. Salute, salute. Spezzatino da niente. Venite a più Tanti medinisi. facciamo le tagliatelle con lo sugo dello spezzino. Qua stiamo preparando un po' di salsiccia arrosto semplice, sale, pepe e finocchio. Poi metteremo nei panini. Panini con salsiccia e panini con porchetta. Amici di Bella Sicilia, vi aspettiamo qui a Fiumedinisi per gustare un bel panino con la salsiccia e un buon bicchiere di vino. Queste sono cuzzole, cioè con lo zucchero o con la ricotta oppure col sale, oppure condite. Acciughe, anche melanzane, quello che si vuole. Quindi questa è la versione salata, Salata. che possiamo gustare così oppure la possiamo condire a piacere? Sì. Mamma faceva il pane, mia mamma, io ricordo, andavo con lì in campagna, mi ricordo. Poi andava la pastella, il pane, faceva la puzzola e metteva con la porchetta. Cazzo, di provare una salsiccia per fare i panini. Eccola qua la salsiccia, la bella salsiccia. Qua ci sono le belle brecioline, guarda lì, guarda che belle. È tutta carne locale. Delle macellerie di Fiumedinisi. Eccola qua la Valentina, bella salsiccia. Questa È la bella Sicilia. Ecco, peperoncino, funghetti e salsiccia. Tutta carne di Fiumedinisi. Stiamo facendo la provola impiccata. La teniamo con la catenella più alta. La stiamo legando, pane di casa, imbrustolito. E tutte le domeniche facciamo la ricotta calda. Cerchiamo di farla sciogliere. Eccola qui. Sul pane caldo. Amici di Bella Sicilia, qua a Fiumedinisi, la provola impiccata. Questo è l'impasto per riempirli con la ricotta, con la Nutella, pistacchio e nocciola. Mi occupo del pane punzato. Pomodori secchi, funghi, melanzane, lardo, mortadella, salame, olive e formaggio. E qua c'è il pane locale? E qua c'è il pane, sì. Il pane di casa? Sì. Ciao, vi aspettiamo! Hamburger e cipollotte. Poi abbiamo salsiccia, porchetta. Uno dei Nostra simboli. porchetta, il nostro cavallo di battaglia. E le nostre salume. I nostri maltagliati al sugo di maiale e carne di vitello, le fraviole con la ricotta. Crespelli con la ricotta. Si impastano i crespelli con la farina, con un poco di zucchero, un poco di sale e poi quando sono lieviti si mette l'olio nella padella. Quando l'olio è forte si possono friggere. Qua c'è la cuzzola ripiena con le olive, con le melanzane, col prosciutto. Faccio un poco di sotto, un po' la ricotta e poi un poco di sopra. Un pochino d'olio così mantiene la pasta. Un panino fatto con l'impasto del pane, con mortadella e olive oppure mortadella e melanzane di casa, che li facciamo noi di nostra produzione. Poi vengono passate nello zucchero e si possono mangiare. Ecco qua. Una buona piadina con pistacchio e granella di pistacchio. Gli ingredienti principali sono farina tipo 1 macinata a pietra, farina tipo 0, strutto ovviamente, sale e acqua. La granella di pistacchio con lo stesso impasto della piadina facciamo anche degli aperipiada, che sono degli apericena a tutti gli effetti, e facciamo anche dei rotoli. Quest'anno noi offriamo mostarda, mosto, vino. Mostarda, sì. Quindi la mostarda d'uva? D'uva, sì, di mosto di vino. Qui stiamo preparando la cuzzola siciliana. Andiamo a friggere l'impasto del pane, viene lasciato riposare per 6 ore, poi appena lievita si può iniziare a friggere e la possiamo condire con del pomodoro, origano e olio calabro oppure con la mortadella, una stracciatella e pesto di pistacchio. Questa la gustate? Ma questa la preparate tutto l'anno voi? Sì, sì, tutto l'anno. Questi sono i nostri salami che produciamo noi, dal produttore al consumatore. Lardo, la pancetta e il guanciale. Venite numerosi che vi divertirete.
andati prima a fare un'escursione, a fare trekking al castello, adesso siamo qua. Iniziamo dalla Guarda, abbiamo birra in 2 versioni. bionda e rossa. Ciao, salutiamo gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Ciao ciao. Mandaranci. Noci. Amici di Bella Sicilia, vi aspettiamo a Fiume Denisi, Capricci da Volurno per gustare la cuzzola con la mortadella, stracciatella e pesto di pistacchio. Pomodoro semplice, origano e olio calabro. Vi aspettiamo a tutti. Pispelle, pizzoli, tutte ripiene. Arrivo da Cireale e vengo qua esclusivamente per mangiarmi una pizza che so da Fiume Denisi, c'è questo qua locale che la fa benissimo. Abbiamo una pizza fritta, ricotta, porchetta, noci e mozzarella, versione Capricci d'autunno. Fiume Denisi, provincia di Messina, noi siamo il gruppo folk Valdinisi, canterini fiuminisani. Canzoni, musica, quadri in cui spieghiamo i lavori che ormai vanno perdendosi, come per esempio la lavorazione del grano, la vendemmia. Abbiamo salsiccia nella nostra produzione di animali e produzione dei nostri mani. Siete Dobbiamo soddisfatti? dare spazio ai giovani. Auguriamo che abbiamo la forza di continuare Sempre avanti. a lungo. Vi aspettiamo a tutti. A Fiume Denisi. Capricci. D'autunno. Ci sono delle belle prelibatezze, passa una serata diversa e sono cose belle queste. Amici, salite a Fiume Denisi per la saga Capricci d'autunno, carne genuina e tutti i prodotti sani e genuini al 100% del territorio. Un caro saluto a Bella Sicilia e Onda TV.